Stanno per iniziare i saldi estivi, tanti i padovani che faranno spese approfittando degli sconti di fine stagione. Circa il 60% secondo i dati di Confesercenti acquisterà direttamente nei negozi, ma c'è ancora un 30% che preferisce comprare online. Ovviamente tra le scelte privilegiato l'abbigliamento, a seguire le calzature e poi gli accessori, ma tanti anche sceglieranno l'arredamento, ma ovviamente i vestiti sono i più scelti. Ecco cosa acquisteranno i padovani. Io vado più sull'online, cioè se ho bisogno di qualcosa di specifico vado su quella cosa lì in particolare. Che tipo di acquisti hai in mente di fare? Scarpette da ginnastica, abbiamo già viste, e un po' di abbigliamento, pantaloni, maglie. Cose utili sicuramente, approfittiamo. No, sono già a posto. Sì, no, non mi serve niente. Dipende, se c'è qualcosa magari che mi attira o che vedo qualche occasione, magari anche per i bambini, sì, ma mirato no. Forse sì, dai, qualcosina sì. Si è dato un budget? No, non abbiamo programmato niente. Vestiti e trucchi. Trucchi? Trucchi e vestiti. Trucchi, qualche vestitino, magari qualcosa più elegante per qualche uscita la sera e basta, penso. Un budget appunto? 100-200 euro. I saldi dunque si confermano un'occasione di spesa imperdibile per cercare l'affare. Sempre secondo i dati diffusi da Confesercenti Padova, la spesa media tra le famiglie padovane nelle svendite di fine stagione sarà di circa 160 euro. Confesercenti che ha espresso anche soddisfazione per la scelta della data di quest'anno di inizio delle svendite. Finalmente c'è un'unità di partenza che è importante anche da un punto di vista comunicativo, oltre che di concorrenza, diciamo, a livello di confini regionali. I saldi dovrebbero essere le vendite di fine stagione, tradizionali vendite di fine stagione, e quello che i nostri commercianti chiedono di ripristinare nella data corretta, giusta, i saldi.